We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Bentrovati per Chiacchiere e Caffè, un'altra puntata in diretta dai nostri studi di Padova. In studio proprio con me abbiamo Barbara Capaccioli, presidente dell'associazione musicale Vox Inside, che ringrazio subito per essere qui con noi. Grazie Barbara. Grazie a voi di avermi ospitato per questa mattinata. Barbara, tu sei qua a raccontarci molte cose, perché sono davvero molte le iniziative, molte le cose di cui parleremo in questa puntata. Io però vorrei iniziare subito parlando di questa associazione musicale Vox Inside. Quando è nata? L'associazione Vox Inside è nata nel 2009, è nata per iniziativa di cantanti, di musicisti, di ballerini appassionati di musica, gente che era nell'ambiente della musica per svariati motivi, allo scopo di favorire, di promuovere l'approfondimento della cultura musicale, della conoscenza, la diffusione, questo attraverso organizzazione di eventi nuovi, di corsi di formazione, di tutto quello che potesse avere a che fare con manifestazioni musicali all'interno del Padovano e anche possibilmente della regione. E al momento attuale i nostri soci sono gente comune, quindi gente appassionata, ma sono anche vantiamo di avere tra i nostri soci degli artisti di un certo calibro, diciamo così, gente che ha lavorato anche in spettacoli di un certo prestigio, gente che ha lavorato con dei musicisti come, che ne so, Riccardo Fogli, che tuttora lavora con musicisti come questo, con Noah, io stessa ho avuto il piacere di lavorare con Dionne Warwick, che è un ricordo molto, molto forte. Però devo dire, noi non siamo alla ricerca di notorietà, noi siamo alla ricerca di fare bella musica e di promuovere la cultura della musica, quindi non solo la nostra ma anche quella altrui. Quando c'è bella musica noi siamo lì. Voi siete nati in un momento molto particolare, nel 2009, prima mi raccontavi, anno in cui è morto un grandissimo cantautore, Michael Jackson, Sì. E a lui avete voluto dedicare il vostro primo spettacolo. Sì, infatti l'associazione forse è nata proprio con questo iniziale scopo, quello di poter mettere in piedi un grossissimo tributo, grossissimo per noi, ma penso poi alla fine sia anche stato un risultato che ha avuto un grande rilievo, sia di apprezzamento dal pubblico che dai mass media, cioè abbiamo avuto un sacco di ottime recensioni dai giornali. È stato un evento che ha cercato di sia come dire, ricordare l'attività artistica di Michael Jackson, quindi la sua bella musica, la sua attività di showman, anche Qui come stiamo ballerino. vedendo anche alcune immagini, Esatto, vero Barbara? esatto. Sì, sono immagini dello spettacolo. Esattamente, infatti sul palcoscenico avevamo più di 30 elementi, c'erano 10-12, non mi ricordo adesso esattamente, vocalist, una band di musicisti professionisti, tutti di conservatorio, ma comunque una rock band, un gruppo di ballerini, Etienne Jean-Marie Cacciari, non so se lo conoscete, è un grande ballerino di pop, un coreografo con tutti i suoi ragazzi. E poi nella primissima edizione avevamo anche, qua si vede proprio un'immagine, 22 come si chiamano, violinisti che contribuivano ad arricchire il suono. E a tutto questo poi abbiamo anche aggiunto dei video, quindi per raccontare non soltanto la parte artistica del cantante Michael Jackson, ma anche la sua vita, quindi abbiamo raccontato dei suoi aneddoti, la nostra presentazione dello spettacolo era incentrata nel raccontare la storia del personaggio, perché non volevamo
sfruttare il fatto che era morto per fare uno spettacolo, eccetera, ma per proprio cercare di descrivere sotto tutti i punti di vista un personaggio che è rimasto, penso, nei cuori di un sacco di persone. Tuttora vedo che anche i bambini hanno Certo. scoperto. Anzi, una cosa curiosa è stata che durante il nostro primo spettacolo, e poi è venuto al secondo e anche al terzo, conseguenti uno dopo l'altro in quel periodo, venne un bambino che nel pubblico ballava l'hip hop come Michael Jackson. E a un certo punto è stato portato sul palco dai nostri ballerini. Io pensavo, ho detto molto astutamente, il nostro coreografo si porta il ballerino a cui ha appena insegnato le coreografie e gliele fa fare. E invece no. Era un ragazzino del pubblico al quale è stato chiesto: ma come mai ti piace Michael Jackson? Come l'hai conosciuto? E lui ha detto: l'ho conosciuto perché è morto, perché i suoi genitori si sono rimessi ad ascoltare continuativamente la musica di Michael Jackson, e lui si è appassionato. E quindi ovviamente Sì. poi si tramanda anche alle nuove Sì, generazioni. certo. Ci sono state delle finalità benefiche? Sì, ai primi concerti di questa rassegna, di questo spettacolo, si è affiancata la finalità della raccolta di fondi per un progetto della comunità di Sant'Egidio, che si chiama Dreams, che si occupa di fornire alle mamme di bambini e alle mamme sieropositive in attesa appunto di partorire dei vaccini, perché appunto venga prevenuto il contagio dell'AIDS ai neonati. La trasmissione quindi dell'HIV? Sì, questo in Africa, mi ero dimenticata, la trasmissione dell'HIV ai bambini. In particolar modo loro lo fanno in Tanzania, questo progetto. Certo. È molto, molto forte lì, perché è uno degli stati africani che risente di più di questo problema. Ci saranno anche una serie di repliche a breve, Sì. sempre con delle finalità benefiche? Sì, allora adesso siamo in attesa di avere conferma di tutto quello che ti sto per raccontare, però diamo un'anteprima, magari può suscitare interesse nel pubblico e magari verranno a verificare se questa cosa verrà fatta. Stiamo lavorando per mettere in piedi delle repliche con l'integrazione intanto di coreografie non più solo ballate, ma realizzate abbiamo un vanto, abbiamo la conoscenza, lavoriamo con queste persone, quindi lavoreremo con i campioni di pattinaggio artistico mondiale e europeo, che balleranno sui pattini le musiche di Michael Jackson, che poi noi rifaremo con la nostra, appunto, E ci sarà anche una raccolta di fondi? Sì, appunto, dicevo che l'ingegner Vettore, che è il presidente dell'AIL di Padova, che si è occupato della realizzazione della Città della Speranza, sta anche lui collaborando con noi, e probabilmente questo prossimo spettacolo sarà fatto con loro, perché per aiutare ne hanno bisogno la ricerca sì, e la sì, Città della assolutamente Speranza. sì. Adesso, Barbara, l'associazione che cosa sta facendo? Allora, come dicevo prima, l'associazione continua con questa, chiamiamola, sua missione di fondo, di base, che è quella della diffusione della cultura musicale. Per fare questo, una delle cose principali è aver creato in seno all'associazione delle formazioni musicali, che, al di là dell'attività di formazione, di altre attività, si occupa proprio di fare musica. Noi facciamo musica. Una delle formazioni cardine della nostra associazione è quella da cui l'associazione prende nome. Infatti nel 2005 è nato un quartetto vocale, un quartetto di polifonia vocale. È nato in occasione della prima Notte Bianca di Padova, che in Piazza dei Signori abbiamo fatto un concerto. Eravamo un gruppo, appunto, di amici, musicisti, cantanti, e da lì si è sviluppata con altre manifestazioni, eventi che si sono tenuti in teatri, in locali, in situazioni differenti, con un repertorio che è sempre incentrato sulla voce. Infatti Vox Inside nasce da questo, cioè la voce è l'elemento preponderante della nostra attività. Noi lavoriamo moltissimo su quello che è l'effetto della voce anche come strumento.
e in ambiti differenti, quindi a partire dal gospel, però poi passando per il jazz, per il pop, per tutto quello che consenta di sfruttare la voce come strumento di comunicazione, di bella musica. Ecco, adesso ci sono molte rassegne musicali che state proponendo, che avete proposto. Vorrei così fare una breve carrellata per poi concentrarci invece sulle proposte natalizie, visto che tra Sì. pochissimo sarà Natale, Sì. ci saranno anche una serie di concerti che Sì, voi sì, proporrete, probabilmente anche in luoghi facilmente accessibili, quindi un po' per tutti, anche per le famiglie, quindi vorrei concentrarmi maggiormente su questi concerti. Ma facciamo, Barbara, una breve carrellata prima, ad esempio jazz e dintorni. Allora, Jazz e dintorni è una rassegna, è un tentativo di abbinare alla musica il gusto inteso come il cibo, cioè cercare di portare la musica nei ristoranti locali, in luoghi che si prestino all'ascolto, cioè in luoghi dove non ci sia rumore, dove la gente possa chiacchierare ma possa anche ascoltare con piacere la musica che noi proponiamo, e non solo noi, perché per noi è importante diffondere non solo la nostra di musica, ma anche la musica fatta dagli altri quando la musica è bella. E quindi questa rassegna propone musica che è realizzata per esempio anche dal nostro quartetto, ma anche non so, per esempio tra i vari concerti c'è stato quello di Chiara Luppi, che è una nota cantante del panorama musicale italiano, che fa un musical con Riccardo Fogli. E poi ci sarà a breve il 7 di dicembre, scusatemi, un concerto ad opera di un trio che fa gypsy jazz, molto particolare, suonano col violino, quindi sono diverse attività musicali che però possono essere, come dire, di sottofondo piacevole, e jazz e dintorni, nel senso che partono dallo stile del jazz e poi si allargano, si estendono ad altre tipologie musicali che però possono essere affini al jazz, quindi una musica delicata, elegante, quindi che non disturbi, cioè si abbini bene infatti la rassegna si chiama Jazz e dintorni, il giusto connubio fra musica e gusto. Stiamo andando verso Natale, quindi non possiamo non parlare di gospel. Sì. Che cosa proponete? Allora, come dicevo prima, la formazione cardine, che è appunto questa Vox Inside Quartet, ha come stile principale, come repertorio principale il gospel. Il gospel è una musica che ha un'origine molto spirituale, infatti inizialmente il gospel si chiamavano gli spiritual. È praticamente musica che è nata dalle popolazioni africane che sono state deportate, gli schiavi, in America, e dall'incontro della loro musica, delle loro ritmiche, delle scale pentatonali, queste sonorità particolari, certo, e la religione cristiana che gli veniva insegnata dagli anglicani, dai preti, è nata questa musica che è diventata una musica anche inizialmente come dire, di riscatto, di libertà, cioè gli ebrei sono stati liberati dal Signore, li ha aiutati, cioè, gli schiavi d'America avevano lo stesso concetto, dicevano forse riusciremo anche noi a essere liberati dalla schiavitù grazie all'aiuto e alle preghiere verso il Signore. Al di là, noi non ne diamo una connotazione religiosa in senso stretto, però diciamo così che le sonorità e il gospel in generale poi è rimasto e ha pervaso anche la musica attuale, perché ci sono tuttora dei grandissimi compositori di musica gospel, e la stessa musica jazz trae origine da questo tipo di musica. Quindi noi, mettendo insieme tutti questi componenti, realizziamo degli spettacoli che partono appunto dal gospel, ma poi ci consentono di spaziare anche verso autori contemporanei, Marvin Gaye, canzoni che per esempio fanno parte del gospel più televisivo, per esempio come i brani che ci sono stati proposti da Sister Act, certo, quindi quelli un po' più conosciuti anche. E ovviamente anche O Happy Day, che è conosciuto, When the Saints, famoso Certo. cavallo di battaglia di Louis Armstrong, e poi da questi noi spaziamo verso altre tipologie musicali che però possano ricondursi un attimino al gospel, oppure quantomeno che sfruttino la polifonia vocale, che per noi è
una cosa molto importante. Brevemente, se non riusciamo a parlare del concerto di Natale, jazz e movie, mi interessava perché secondo me è una rassegna molto 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 bella. Jazz and Movie è uno spettacolo che è una specie di viaggio attraverso il connubio tra la musica, il jazz in partenza, poi dopo si è esteso a tutto il resto della musica, e il cinema, a partire dagli anni 30, quando il cinema è nato, fino ai giorni nostri. Ed è un ripercorrere di storie, quindi partendo da... Noi abbiamo cercato di analizzare, anche per rendere il concerto un po' come dire alla portata di tutti, quelli che sono i film più noti, più conosciuti e più carini, insomma di un certo spessore anche. E che avessero delle colonne sonore di un certo tipo, quindi a partire da brani come Chick to Chick, che è un po' particolare, fino a brani come quello cantato da Doris Day, che sarà nel film di Hitchcock, Moon River in Colazione da Tiffany, fino ad arrivare ai giorni nostri. Va bene, adesso io vorrei concentrarmi invece sul concerto di Natale. Tra poco è Natale, voi state organizzando un concerto proprio nello stile della grande tradizione natalizia. Ce lo racconti brevemente, qualche minuto, Barbara? Siamo in chiusura ormai. Sì, non c'è problema. Allora, niente, siccome il Natale è il più bel periodo dell'anno, come dice una canzone proprio di Natale, noi con la nostra musica cerchiamo di celebrarlo alla nostra maniera, e quindi sempre nell'ottica di lavorare con tante voci che diano colore alla nostra musica, realizziamo brani come i classici Silent Night, White Christmas, unendoli poi a qualche pezzo anche che di nuovo attinge al repertorio gospel, quindi Happy Day o When the Saints, certo. E cercando appunto di rendere anche noi con il nostro spettacolo più piacevole il periodo natalizio per tutti, in sostanza. Diamo un po' di date. Allora, i nostri concerti in questo periodo saranno concentrati tutti da metà dicembre fino ai primi di gennaio. Per dare alcune date, per chi si trovasse dalle parti di Treviso, noi abbiamo un bel concerto il 15 di dicembre, il luogo si chiama Mignagola di Carbonera, è una chiesa dove il repertorio sarà strettamente natalizio. Poi sempre nell'ambito della rassegna del gusto della musica ne faremo un paio in alcuni ristoranti, saranno il 19 ai Navigli a Padova, il 21 da Maxim, un altro ristorante che sarà a Padova. Poi ci sarà il concertone di Natale molto molto grosso. Quello di cui parlavamo prima. Quando sarà? Allora, il concertone di Natale sarà il 20 di dicembre. È un concerto il concerto si terrà al Palazzo del Turismo di Montegrotto. Benissimo. Con inizio alle ore 21. Tra l'altro ha un costo molto, molto piccolo, quindi potete assolutamente partecipare. E dove si possono prendere i biglietti, Barbara? I biglietti si possono prendere direttamente lì. Quindi in loco direttamente? Sì, si prenderanno lì. Adesso io non so esattamente se ci sarà una prevendita, però credo che sarà ad opera del comune di Montegrotto, quindi al limite potete, per chi fosse interessato, o magari non so se avete lasciato o posso lasciare un nostro contatto, o comunque si può contattare direttamente il comune di Montegrotto, che sicuramente vi darà delle informazioni in merito. E questo concerto è particolare perché non ci sarà soltanto appunto la parte musicale, ma ci sarà una serie di coreografie ad opera di due étoile della Royal Academy di Londra, con due ragazze molto molto brave, due ballerine molto brave. E la band sarà la band di Riccardo Fogli, che non è male, e poi non è poco. No, e poi avremo un ospite d'onore che direttamente dal concerto del fratello ultimo di Londra di Mario Biondi verrà con noi a cantare, che è Stevie Biondi. Quindi un ospite sì, estremamente importante ed eccezione. Sì, devo dire. Benissimo, Barbara, noi siamo in chiusura, quindi dobbiamo salutare, dobbiamo ringraziare. Io ti ringrazio per la tua presenza. Ricordiamo che tutti questi concerti si può accedere direttamente in loco, le informazioni si possono trovare sul vostro sito, Barbara. Sì, il nostro sito è www
vox-inside.it. Benissimo, quindi si può guardare il sito e quindi si possono anche vedere le date dei concerti ed eventualmente, se qualcuno fosse interessato, parteciparvi. Grazie ancora a Barbara, l'appuntamento è sempre con Chiacchiere e Caffè tra pochissimo perché dopo la pubblicità ci sarà un'altra puntata, quindi rimanete con noi. E rieccoci dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Abbiamo la fortuna di avere con noi un artista oggi in studio, lo presento immediatamente, il maestro Angelo Muriotto, un grande artista che è qua per raccontarci di sé, per presentarci anche ovviamente alla sua ultima mostra. Ma con noi c'è anche Barbara Codogno che ha accompagnato il maestro e che ci aiuterà anche nello spiegare quest'ultima mostra e gli ultimi lavori del maestro. Barbara, io vorrei subito partire da quest'ultima mostra e chiederei immediatamente a Barbara due brevissime indicazioni anche per far capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando. La mostra si intitola Luce e ombre del pensiero e la fortezza Bastiani ed è tuttora in esposizione, sarà in esposizione per diverso tempo, Barbara. Sì, sarà in esposizione fino a fine marzo e la troviamo, si può visitare gratuitamente, la troviamo al Crown Plaza, che è quel grande hotel proprio vicino all'A4. Siamo ancora a Padova, quindi non vicino a Limena, ma insomma siamo a Padova. Al confine con Limena. Al confine. E quindi ecco lì si può entrare, diciamo, a partire dal ristorante di questo albergo e poi c'è tutta quanta lungo la grande hall e poi con l'installazione site specifica che è proprio quella fuori, che è la Fortezza Bastiani, uno si fa un giretto nell'albergo e vede tutti quanti i lavori, prevalentemente insomma gli ultimi lavori di Angelo Muriotto. Dopo il successo dell'anteprima, quindi avete continuato a sono stati 3 gli step proprio a partire da questi ultimi lavori. C'è stata la presenza, prima un'anteprima proprio al Crown Plaza, poi Angelo Muriotto invece è stato ad Arte Padova e dopo Arte Padova, dopo lì ad Arte Padova ha messo anche, come dire, a fuoco ancora di più alcuni lavori, gli ultimi di cui poi li vedremo, ne parleremo, che secondo me sono veramente eccezionali e qui al Crown Plaza c'è proprio la sintesi di tutto il meglio dei suoi ultimi lavori. Maestro, ci racconti la sintesi dei suoi lavori, che cosa ha voluto portare di sé? Beh, la sintesi è abbastanza articolata, diciamo, nel senso che io non ho un indirizzo univoco, ho iniziato da poco e sono andato avanti a sperimentare sempre cose nuove in continuazione. Sono partito da cose un po' art déco, con degli oggetti di vetro che venivano installati su delle forme di plexiglass. Poi a un certo punto ho abbandonato tutto e mi sono dedicato alla sintesi, che è arrivata piano piano. E questa sintesi va... Possiamo vedere anche... Sì, stiamo vedendo, questa è la Fortezza Bastiani. Eccola qua. Questa è l'ultima opera e questo, diciamo, che è una massima della sintesi sia dell'uso del materiale che del pensiero. Tra l'altro è dedicato, ispirata al libro di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. E qui c'è la Fortezza Bastiani, secondo me, è l'essenza del libro di Buzzati, cioè questo senso del nulla dentro il quale vivono tutti questi personaggi, oltre il capitano Drogo, che si aspettano qualcosa che ha da avvenire. È come guardare verso un qualcosa, un aspetto, una prospettiva che deve venire, che è un po' in tutti noi, insomma, guardare verso il nulla, verso l'infinito, ecco questo. E quindi ci accoglie quest'opera prima di accedere, poi questa di entrare realmente. Diciamo che questa è l'ultima opera che ho fatta. E poi ne ho fatte, diciamo, nel tempo, ho realizzato
diverse opere, prima di impronta semplice, usando di materiali come la fibra di carbonio, l'acciaio, il piombo, l'ottone, eccetera, e alla fine poi nell'ultimo periodo mi sono orientato, mi sto adesso portando avanti, con l'uso del vetro, ma il vetro usato con la vetrofusione. Cioè, cosa consiste la vetrofusione? Consiste nel prendere delle canne, dei cocci, dei pezzi di vetro, metterli in forno, saldarli assieme a una determinata temperatura, Sì. e poi o lasciarli così il prodotto oppure incollarli su un piano, eccetera, cioè tutto un discorso. Cioè una tecnica di produrre un'immagine invece che con il solito sistema che c'è a Murano, che è quello di mettere nel forno, eccetera. In questo caso nel forno è tridimensionale, invece con la vetrofusione è bidimensionale la forma che si ottiene, e quindi sono andato avanti a proporre delle opere con la vetrofusione, interpretandole nelle idee che avevo per la mente. Insomma. Lei adesso ha citato Murano, ma perché lei è un artista veneziano? Sì, sì, sono quindi è veneziano, strettamente legato. sono di Mestre. Sì. E tra l'altro una delle sue opere, La Crisobolla, Sì. in qualche modo racconta anche Si Venezia. si rifà a Venezia, si rifà. Raccontiamola, che è simpatica da raccontare. Insomma, Barbara, che cosa ti ha colpito di quest'opera? Mi ha colpito, allora io ho cominciato a conoscere il maestro Muriotto e sono rimasta, ti dirò sinceramente, sorpresa dalla freschezza dell'utilizzo dei materiali e allo stesso tempo anche la poliedricità di questi materiali, come vengono usati, sono comunque materiali assolutamente contemporanei. Certo. E la cosa strana però è che questa freschezza di materiali, questa contemporaneità viene sempre messa insieme a una profondità del pensiero che è piuttosto raro, perché da una parte c'è la storia, da un'altra c'è la filosofia, dall'altra ci sono sempre riflessioni che in Muriotto arrivano come dei veri e propri lampi. Delle intuizioni così folgoranti che poi cominciano a decantare come un buon vino, e lui lavora su queste fino a che non ha fatto una pulizia incredibile, e allora è per quello dicevamo la sintesi, no? Perché Sì. tutti i suoi lavori sono sempre frutto di grande pulizia, fino a quando proprio non arriviamo all'osso, e quando arriviamo all'osso dell'opera troviamo proprio, come dire, la luminosità del pensiero. La Crisobolla, ma che lo facciamo raccontare a lui, è l'emblema della venezianità. Che cos'è? Che cosa rappresenta questa La Crisobolla, Crisobolla maestro? era... Anche il nome è anche molto simpatico, tra l'altro. È bolla d'oro, ma questa Crisobolla poi è stata ripresa successivamente da chi è venuto dopo, sia a Bisanzio sia in altri posti. La Crisobolla era praticamente un lasciapassare, chiamiamolo, no? Era un salvocondotto che veniva dato a determinate persone. Nel caso nostro, Comneno I, nel 1120-1130, adesso non ricordo la data esatta, aveva dato questa Crisobolla, quindi questo lasciapassare, ai veneziani, che avevano aiutato lo stesso Comneno nella guerra contro i Normanni, che in quel periodo i Normanni minacciavano Bisanzio, e quindi lui ha lasciato questo lasciapassare. Con questo lasciapassare i veneziani potevano operare in tutti i porti e in tutti i siti commerciali dell'impero bizantino, che era l'impero bizantino era l'impero romano a quel tempo, è diventato l'impero romano. E da quel momento lì Venezia ha una svolta. Venezia diventa una potenza mondiale, cioè mondiale intesa nell'ambito del Mediterraneo. Sì. E quindi è per questo importante questa Crisobolla, cioè è la svolta che Venezia fa, che ha nel rispetto a tutto il resto, poi con la lotta con gli arabi, eccetera, eccetera, e quindi rientra in questo aspetto. Ed è quindi sempre un lavoro di sintesi, come diceva prima Barbara. Sì, sono cose che nascono così, perché
La fortezza di Barbari, per esempio, come è nata, dei Tartari, la fortezza Bastiani, è nata da una rilettura del libro di Buzzati. Cioè, ho riletto il libro e mi è venuto in mente, ma il vero protagonista di questo libro è la fortezza, e da questo è poi nato l'opera. Poi va avanti così, è come diceva Barbara, poi da questo vai avanti, fai, produci, crei un mucchio di cose e alla fine ti convinci di qualcosa, magari quella sbagliata, ma insomma, e alla fine poi ti dai da fare e la produci. Ecco. Maestro, io vorrei sapere qualcosa di lei. Quando ha cominciato? Beh, qui ho cominciato, diciamo, 2 anni e mezzo fa a fare questo, ma non è così. Io ho sempre amato l'arte e l'ho praticata in modo assolutamente sporadico da ragazzo, diciamo, facendo opere figurative e poi surreali, ma poche cose che poi anche buttate. L'altro giorno ne ho trovato una in fotografia che non sapevo neanche, quindi l'ho recuperata. Quindi ho cominciato così, ho fatto altre cosine, ma in questo campo non ho fatto niente di particolare. E 2 anni e mezzo fa la svolta, anche per lei? Sì, è stata una svolta fatta per caso, proprio come le dicevo, perché ho cominciato, avevo degli oggettini di vetro che ho detto, ma perché non collocandoli in un certo modo? Quindi ho fatto delle forme in plastica su cui ho applicato queste cose, è venuto fuori una roba così. E da questo poi è nata la passione in pratica, no? La passione è una passione incredibile questa, perché è un gioco in pratica. Barbara, tu prima ci raccontavi di una ricerca di pensiero. Dove Sì. secondo te è orientata? Allora, ci riflettevo per esempio stamattina pensando che poi saremmo venuti qui da te ospiti e chiacchierando con te e mi è venuta una considerazione anche proprio relativa al concetto dello spazio. Io vedo per esempio in Angelo e mi sono stupita perché poi guarda che la Fortezza Bastiani che abbiamo visto è un prototipo, però sono anche 4 metri ed è bella strutturata, bella grande, è difficile da gestire, no? Certo. A me la cosa che di lui mi ha colpito è la sua Ma capacità. dovranno diventare 40 metri poi, Infatti, mamma mia. Sì. esatto. Quindi È un proprio- lavoro immenso. È un lavoro Sì. immenso, però sai, appunto, la spazialità e secondo me anche proprio l'architettura. E io vedo che in tutti quanti i suoi lavori c'è questa componente veramente di grande conoscenza dell'architettura, che presuppone naturalmente la conoscenza dei materiali e poi anche come strutturarli, una struttura vera e propria, insomma, formale. Dall'altra parte c'è, lui prima ha detto una parola, ha detto il gioco, no? Perché una delle opere che abbiamo visto correre qui, ma poi scorrere qui, poi magari Poi magari esatto, ce le facciamo rimandare così ce la magari illustra proprio Angelo, riusciamo a è per descriverla. esempio il gioco dei bambini, no? In cui ci sono queste costellazioni di vetro, appunto in una chiave bidimensionale, che ricorda un po' anche l'approccio, se vuoi, giocoso, no? Sì. dei bambini, e però secondo me hanno come dire, leggerezza e profondità allo stesso tempo, che io definirei fondamentalmente un approccio poetico. Penso che Angelo sia una persona estremamente sensibile come carattere proprio, no? Quando sai, noi come uffici stampa o come insomma, tante Certo. volte abbiamo a che fare o come curatori, abbiamo a che fare con artisti, no? Che magari tradiscono un po' quello che è nella loro opera, poi magari invece un'essenza, una caratterialità che è completamente diversa. Ecco, invece paradossalmente in questi lavori così molto spigolosi, poi invece la personalità di Angelo è una personalità molto, molto smussata, molto dolce e di grande profondità. E questa ampiezza del cuore di questa persona, secondo me, si vede proprio nella realizzazione proprio anche dei titoli dei suoi lavori. Per esempio, se poi potremo vedere, c'è questo gioco dei bambini che è, diciamo, un omaggio veramente a tutto quello che è. No, Ecco qua, adesso qua vediamo alcuni lavori. Che cos'è questo lavoro, maestro? Questo è sintetizzare il modo di esprimersi sia con la stampa, sia dunque, sia con la stampa, sia anche con i discorsi.
nel senso che molto spesso, quasi sempre, per esprimere un concetto semplice si impiegano si scrive moltissimo. Molte parole, Si insomma. scrivono molte parole, mentre sarebbe più semplice sintetizzarle. Se si scrivesse meno sarebbe più facile da capire e uno non si annoierebbe a leggere, oppure io dico addirittura non smetterebbe di leggere e voltarsi a leggere, certo, pagine. certo. E questo vale anche per i discorsi. Sicuramente. Ecco, questo invece è il gioco dei bambini. Questo è il gioco dei gioco bambini. dei bambini. Ecco qui il Cosa gioco, significa? qui il gioco dei bambini ci sono delle forme, sono 12 forme, tutte diverse l'una dall'altra. E cosa rappresentano? Rappresentano diverse etnie. Ah, ok. Cioè, può essere 12 o 12.000, non è questo, 12 è il numero così che ci stava. Su ognuna di queste forme però, che sono una diversa dall'altra, ci sono 7 simboli che sono simili, cioè sono per lo più simili, sono ognuno fatto sempre col sistema della vetrofusione. Già la vetrofusione implica una diversità perché il calore modifica un po' le forme che dai, ma proprio questi sono nati uno diverso dall'altro. Questi 7 simboli rappresentano le risa ed il canto di bambini, perché non sono 7 non a caso, sono 7 come le note musicali, perché il canto e le risa dei bambini sono uguali in tutto il mondo. Questo dobbiamo renderci conto, e questo è un punto di partenza fondamentale. Eccola qua, la possiamo di cui vedere dovremmo tenere conto. Cioè, quando facciamo determinati ragionamenti, i bambini sono uguali dappertutto e quindi dobbiamo tener conto. Potremmo dire, come mi è venuto in mente, sentivo oggi, fare i bambini, il concetto dei bambini come proposizione dell'UNESCO, è una cosa da salvaguardare. Ecco. Potremmo vedere qualche altra opera, vediamo se riusciamo a mandare in onda per raccontarla, perché è molto bello anche ascoltare il pensiero e conoscere il pensiero e le motivazioni e la sintesi dell'artista. Qual è quest'opera? Questa invece è un'altra cosa. Io ultimamente, questa è una ho usato delle lamiere industriali. Sì. Queste lamiere industriali, questo è il caso tipico con il quale la lamiera industriale è stata usata praticamente per quello che è. Cioè qui non c'è stato altro bisogno che dare una dimensione, verniciarla, metterci dietro un colore e questo ha creato il prodotto finale. Però diciamo questo è un aspetto, un aspetto passeggero, chiamiamolo, no? In realtà poi queste lamiere industriali io le combino, le lavoro all'interno, all'esterno, aggiungo delle cose, eccetera, e mi danno un determinato risultato. Forse se ne vedremo. Vediamo se riusciamo a vederne un'altra, siamo ormai verso la chiusura, eccola qua. Eccola qua, qui abbiamo appunto una lamiera forata, dietro c'è una lamiera sagomata, antisdrucciolo, però se noi la muoviamo vedremo delle luci diverse, e qui abbiamo una combinazione di 2 lamiere, in altre vedremo queste 2 lamiere con accoppiate dei vetri, e quindi c'è questa, è uno dei filoni diciamo che i materiali scelti e l'accorpamento e l'accostamento che ne fa poi Muriotto determinano sempre dei riverberi di luce molto particolare, sia nel vetro che nelle luce e ombre del pensiero, e di conseguenza anche in tutte le sue opere si possono trovare questo gioco con luce e ombre che in qualche modo svelano anche quelle che sono le sue... Quasi sempre la dualità, molto spesso c'è la dualità nelle mie opere, cioè il doppio, no? che fa parte della vita purtroppo. Ecco, noi siamo ormai purtroppo in chiusura, perché tra 1 minuto e mezzo, poco più, dovremo salutare i nostri telespettatori. Allora io, Barbara, vorrei ricordare ai nostri telespettatori dove è possibile, fino a quando è possibile, visitare la mostra del maestro. Ce lo ricordi tu? Volentieri. Allora, la mostra di Angelo Muriotto è visitabile al Crown Plaza, quel grande albergo proprio all'entrata dell'A4, ed è a ingresso libero. Uno entra nell'albergo, si fa proprio un giretto dalla hall fino allo stesso piazzale in cui trova questa bellissima fortezza Bastiani, e secondo me è proprio una bella passeggiata da fare,
tra le luci e le ombre del pensiero e la Fortezza Bastiani. Una sintesi velocissima, in pochi secondi, maestro, se lei dovesse proprio descrivere in 3 parole questa sua esposizione, quali parole utilizzerebbe? Luce e ombre forse? No, sì, io direi un insieme di pensieri, di sogni, di luci, sì, un insieme di prospettive positive e negative, una riflessione sulla vita soprattutto. Quindi con queste ultime parole del maestro Angelo Muriotto, che noi ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi, un grazie anche alla collega Barbara Codogno che ci ha aiutato a descrivere le opere e il pensiero del maestro. Io vi saluto, purtroppo siamo giunti al termine anche per oggi della nostra puntata di Chiacchiere e Caffè, che torna come sempre in diretta dai nostri studi di Padova domani alle 13. Grazie per averci seguito e buona continuazione su Telechiara. We get it almost every night.